Siamo stremati, veramente stanchissimi, 4 ore di spettacolo è durata questa finale nazionale Reginetta della Canzone 2007. Tante bravissime ragazze, tante ragazze di talento, ci tengo che ancora una volta si presentino da sole prima di presentare la Reginetta della Canzone 2007. Milena Bugli, Laura Lucarda, Barbara Bordin, Arianna Turato. Siamo, vai pure. Veronica Bruasi, Maddalena Cibori, Chiara Badioli, Marica Orazzi, Elisa Della Martera, Gloria Cespuglio, Chiara Rigosa, Silvia Cecchini. E lei è la Reginetta della Canzone 2007, la presento io, si chiama Alberta Saccani e volevo che tu dicessi ai ragazzi e a tutti quelli che ci seguono sul nostro sito titanustv.it le tue emozioni così subito del dopo premiazione. Benissimo, no, innanzitutto è stata una vittoria inaspettata perché c'erano tantissime ragazze brave, lo dico seriamente. Poi è stata una grande emozione anche a causa dell'attesa, quindi è una bella soddisfazione. Ben Grazie 4 ore di spettacolo, le fasce sono state tantissime, lei è la Reginetta Futura per quanto riguarda la fascia Futura 2007, Silvia Cecchini che rappresenterà gli Under 14, coloro che non hanno ancora 14 anni, poi Chiara Rigosa, Reginetta della Canzone Veneto e poi così via di seguito, Gloria Cespuglio, Reginetta della Canzone 2006, Elisa Della Martera, Personalità, fascia Personalità, Marica Orazzi, Musicalità, Chiara Badioli, fascia Simpatia e per quanto riguarda la giuria popolare Maddalena Mazzi Pierboni e fasce web con tantissimi contatti, veramente tanti, Veronica Brualdi. Tante altre fasce, la soprano Elvidia Ferracuti ha premiato Milena Bugli con la fascia della lirica e poi Arianna Turato e con la fascia talento Reginetta della Canzone, Deborah Lucarda e Barbara Bordin con Paola Urbinati che insieme a me si è alternata in questa conduzione con Paola e Alberta Saccani. Chiudo ringraziando veramente tutti di cuore.